Piano un gran silenzio ci circondò, come l'anello di Saturno, e una falsa pace lì poi regnò. In ogni cuore l'ultima sirena che si sentì sembrava fosse in fin di vita, e anche il mare grosso si ammutolì il giorno che la musica finì. E le campane non suonarono, sai, e discese un gran silenzio tra noi, innaturale, così al punto che poi il mio registratore si bloccò e le canzoni non uscivano più, e mai nessuno più si emozionò. Tutto moriva così, tutto così, il giorno che la musica finì. Un silenzio ci circondò, come l'anello di Saturno, e una falsa pace lì poi regnò. In ogni cuore l'ultima sirena che si sentì sembrava fosse in fin di vita, e anche il mare grosso si ammutolì il giorno che la musica finì. Ma se vuoi rinascerà e un legno ridiventa albero, e così pioverà un diluvio nell'anima, e nell'anima così in ogni anima, ma sì. Il giorno che la musica finì ha avuto una gestazione un po' particolare, nel senso un po' complessa nel suo procedere. Io una notte di 7-8 anni fa feci un sogno e immaginai, in questo sogno proprio la musica spariva dalla vita di tutti di colpo, così come un silenzio quasi tombale calava sul mondo. E dato che è un incubo che ho fatto spesso, perché la musica per me è la cosa più importante che c'è al mondo, e quindi immaginare un mondo senza musica mi ha lasciato perplesso, e quindi tutte quelle sensazioni del sogno le raccolsi in un appunto su un foglio. Che non finisca mai la musica, Ci basterà soffiare un po' di vita per respirare musica infinita, e spero tu non farai quel brutto sogno, lo sai, è verità, lei non ti ha mai tradita. Quando puoi, se lo puoi, tu l'avrai. Prendevo già anche un angelo, e nell'anima così, in fondo all'anima, ma sì, lei ci rianima. Fai che non sia mai così, mai più così, come quel giorno che la musica finì. e che non sia mai così, mai più così, Come quel giorno che la musica finì. ma che sia sempre così, Sempre così, non come il giorno che la musica finì. Che non sia mai così, mai più così, che non finisca mai la musica. Ma nell'anima, in fondo all'anima, nonostante gli uomini li fiorì. Gatto Palcieri. Franco Fasano. Ben arrivato, bentornato. Ciao Gianni, 2 Gianni a un accento. Un 100% per la nostra. Veramente i Gianni sono 3 perché c'è uno in regia. Ce n'è uno in regia che non è niente male. Non è... Poi c'è anche una Giovanna che è un'altra Gianna. Sì, ma infatti l'abbiamo ribattezzato non più 1000 voci ma 1000 Gianni. 1000 Gianni. Come stai? Molto bene, molto bene. Vedi che sono di parola, sono tornato. Ma tu mantieni sempre le Mi parole. fa piacere che sono riuscito, siccome il gatto era impegnato oggi era l'unico giorno che potevo venire qui, sono riuscito a estrapolare dalla serata di presentazione del disco che abbiamo fatto al Teatro Ricordiamo, San Babila. 10 dicembre al Teatro San Babila. Ed è di stato un Milano. momento particolare perché in questo doppio album questo è l'unico duetto che ho fatto, perché
in realtà queste 26 canzoni che ci sono dentro hanno riacquistato un sapore autorale, ma essendo Gatto autore della canzone, secondo me anche un grande interprete di se stesso, Bravo, bravissimo. ho deciso di invitarlo e devo dire che lui ha raccolto l'invito in maniera così molto istintiva, molto... Fortissimissimo il doppio album di Franco Fasano con grandi successi da Io amo, mi manca. È un po' inquietante Ti questo lascerò. titolo, Il giorno che la musica finì. È un po' Sì, inquietante, ma in decisamente. realtà, come abbiamo detto, perché volevamo intitolarlo Che non finisca mai la musica, però un po' l'avevano già toccato i Pooh in Esatto. passato Sì. questo argomento. Chi Però, fermerà la musica? in effetti diciamo che l'idea di testo nacque a Gatto qualche anno fa. Questa canzone ha già qualche anno, doveva essere inserita in un suo album, solo che lui non era convinto della musica. Io mi sono innamorato subito del modo con cui aveva trattato questo argomento. Ho musicato la prima parte, poi l'abbiamo completato insieme proprio poco tempo fa. Immaginiamo tutti se nel mondo non ci fosse la musica, no? Invece un mondo... è come un film senza colonna sonora. Bravo. Sì. È una roba... Stavi meglio, leggendo meglio i non titoli. pensare. altri titoli, Ti lascerò, chi cantava Ti lascerò? Avanti. Anna Ox e le ali, ma Regalami un sorriso. Drupi. Io amo. Le ali. E quel giorno non mi perderai più. Fasano! Chiappata a volo. Perché poi tra l'altro Hai capito? è la mia preferita. Sì, Sì. Ti stavo dicendo la stessa cosa, anche a me piace. Io a molto. me mi fa Anche a me impazzire piace quel molto. brano. È E troppo invece bello. Vieni a stare qui, vediamo un po', Vieni a stare Vieni qui a e stare risale a un questa la so Sanremo. io perché me la ricordo proprio bene. Sei arrivato secondo. Sono arrivato dopo secondo, Masini. oggi primo però perché Sì. beh, è stato vero. un anno secondo me che ha ridato al Festival di Sanremo, ha restituito innanzitutto la musica dal vivo, perché cantava dal vivo, Lisa? quell'anno no, ma non solo cantare, è tornata proprio l'orchestra dopo anni e mi ricordo che fu Adriano Ragozzini ad avere questa idea, ce l'avevano tutti i discografici un po' con lui perché si diceva che i dischi avevano dei suoni più moderni, Certo, degli solite strumenti cose. veri, Sì. invece nessuno vieta di completare la sonorità live con Dei supporti delle tecnologici, sequenze certo. che magari rappresentano ma questo è un altro Vabbè, discorso. sì. Comunque quell'anno fu clamoroso perché tornò all'orchestra e io ho presentato Vieni a stare qui, arrivai secondo davanti, cioè dietro un Marco Masini straordinario con Disperato prodotto Disperato. da Giancarlo Di Giancarlo Gazzi. Di Gazzi. Ma tu però eri già quasi un veterano perché avevi già ma fatto tre. sì, sono però due. io mi ricordo che nonostante fosse un po' così, avevo già vinto Sanremo come autore, mi ricordo che alle prove siamo entrati io e Gianluca Guidi. Gianluca Guidi? Il figlio di Gianni Dorelli. Ah, sì, ecco, figlio già, di- sì. che è arrivato, lui cantava secondo te ma è arrivato terzo e gli ho detto ma hai portato male perché non è secondo te. E comunque sì, mi ricordo che alle prove gli ho detto Bellissima. Gianluca, ho detto mi sa che Marco Ci frega, qui tu. ci frega a tutti quanti, È disperato, ma ma anche arriva Emilio. prima. Esatto, è andato così. Non ti dico cosa mi ha risposto lui. Ce lo Gianluca poi è immaginiamo. simpaticissimo. Grande. Gianluca, è guarda, andato anche incredibile. ospite, lui conduce una trasmissione Che è in radiofonica, Gian Varietà, e Sì, devo dire è che- molto carina, l'ascolto sempre. Ce la canti allora? Comunque viene a stare qui, ecco questo arrangiamento per la regola di cui abbiamo parlato, che gli arrangiatori di questo disco non potevano più riarrangiare la Riarrangiare stessa il brano. canzone. Allora l'arrangiò Fio Zanotti, un arrangiamento veramente straordinario, quasi sinfonico a tratti, che festeggiava anche il ritorno dell'orchestra Sanremo. Qui invece è una versione un po' più, per usare così un po' più unplug, un po' più alla James Taylor, e a suonare ci sono grandissimi musicisti in testa. Mi piace ricordare Marco Guarnerio che ha proprio curato anche l'arrangiamento del brano, e poi un Sergio Conforti, Rocco Tanica di Elio Storitese, esatto. che ha accarezzato sia il pianoforte che l'organo, che il piano elettrico. Bello dire accarezzare. E adesso Bene. accarezzaci Chissà tu, come mi Franco. prenderai in giro quando mi Vieni a stare qui, fortissimissimo Franco Fasano. Vai, Franco. Vai Franco. maestro.
sera quando vuoi. Nel mio cuore vuoto, tu che non l'hai mai abitato, vieni a stare qui, non portare niente, vieni e troverai quotidianamente quello che hai cercato sempre diventerai il mio riferimento, come un'alba che per me nasce in fondo al mondo, sulle ceneri di un tramonto. Vieni a stare qui, cresceremo insieme, tutto il tempo avrai per volermi bene, come io ne voglio già vedrai che imparerai a volermi bene, come io ne voglio già te. Vieni a stare qui, cosa aspetti? Io ti aspetto. Mi aspetti, Franco? Grazie, Mi aspetti? ti aspetto. Amore, sono qua. Sempre. Che bello. 101. guarda. Tanto non è l'ultima puntata che sarà con noi Franco, tornerà quante a trovare. puntate ci sono? Ce ne sono ancora tante, Franchino. Tu hai fatto una promessa e tornerai. Volentieri, ma anche sempre un piacere. Sì, anche per noi averti. Grazie, ciao. Un alla applauso prossima. a Franco Fasano.